Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi e questa sera nella live di Hildegard Marietto Veneziano. Hildegard purtroppo questa sera non può essere presente per queste super live che sapete famosissime ormai, perché sta facendo un rito propiziatorio per una ditta molto importante che l'ha contattata e quindi di conseguenza, visto che è la giornata giusta per questi riti propiziatori per ditte, studi di avvocatura, farmacie e quant'altro, chiaramente alcune volte capita che bisogna impegnarsi a lavorare in questi orari precisi e quindi se era qui non poteva essere di là e quindi visto che avevamo girato il nostro benestare a questa operazione magica, chiaramente purtroppo questa sera il legale, però avete il numero di telefono eventualmente per un consulto a pagamento di 20 euro dopo che magari vi interessa fare, parlo per i nuovi chiaramente, per quelli che ci conoscono già sanno già che questo è il numero di telefono di legale. Bene cari amici, ringrazio chi ci segue, vi dico che domani mattina alle 10 c'è ancora Marietto Veneziano per le live splash gratuite, come questa mattina era un test, ma giorni avanti sarà al lunedì e al giovedì mattina alle 10. Quindi noi in questo momento stiamo testando gli orari migliori e presumo che resterà sulle 10. Quindi domani alle 10 mattina chi non riesce a fare le domande questa sera può fare tranquillamente domani mattina alle 10 gratuite. Bene, vi ricordo il nostro ebook che si può già preordinare, come si suol dire, a 50 euro, questo qua, l'ebook che stiamo inizializzando, cioè diciamo stiamo sulla rush finale, ci manca di scrivere quelle 50-60 pagine di definizione dei sigilli, dei circuiti per fare in modo che la gente possa poterli usare nel modo in un certo senso più specifico, perché ogni circuito può essere utilizzato in più modi. Quindi questo qui è il nuovo ebook, chi lo vuole può andare tranquillamente nelle shop del canale del Capitano e preordinarlo, sono solo 50 euro, ma li vale tutti, è un buon prodotto di qualità e quindi nel sito capitano.intervista.org ci sono sia i, come si dice, i circuiti gratuiti che questo ebook spaziale, direi stratosferico, altro che marziani, che si trova nel shop del Capitano.intervista e l'ebook è questo. Bene, torniamo alla nostra Sibille e incominciamo a salutare gli amici e a rispondere alle proprie domande. Bene, saluto Antonio, ciao Cinzia, ciao Rosa, ciao Tiziana, ciao Scudo, ciao Roberta, ciao Pupa, ciao Rosanna, ciao Cinzia ancora, ciao Rosa, ciao Maria e ciao Elisa. Bene, i nostri amici ormai consuetudine, cioè nel senso che hanno una certa consuetudine con noi, che ci stanno seguendo, sono sempre più numerosi e incominciamo a rispondere alle domande. Quindi prima farò un po' col pendolino e poi faremo con le Sibille del Marietto Veneziano. Vi ricordo che stasera Hilde non c'è, per quelli che sono appena arrivati adesso, perché sta facendo per una multinazionale, una ditta insomma grossa, un rito propiziatorio energetico e purtroppo cade proprio in questo orario e quindi siamo un pochettino spiazzati. Abbiamo calcolato male, tra virgolette, i tempi, però abbiamo visto che questo qui è proprio l'orario di mercoledì in quest'ora più specifica per questa operazione magica importante. Bene, iniziamo subito con le domande. La prima domanda è, buonasera Marietto, la Roberta ci saluta, la Pupa. Vediamo un po'. Ciao, vorrei sapere se tra me Giuseppina 22287 e Roberto 31 1088 si consoliderà l'amore. Grazie. Questa è una bella domanda, brava Pupa, 10 lode perché hai fatto una bellissima domanda, l'hai impostata bene e quindi vediamo se questo Roberto e questa Giuseppina consolideranno questo amore. Vi ricordo una cosa importante da sapere, che il pendolino può dirvi sì e no, però non può darvi la garanzia che sia la coppia di qualità, cioè voglio dire, magari sarà un sì, ma magari il tipo è un po' birichino, magari sarà un no, ma è una grazia di Dio se no, cioè voglio dire, non ci prendiamo la responsabilità di dire sì perché è buono, no,
Sì, perché è il karma, no? E poi eventualmente si possono portare dei correttivi se dopo va male. Questo è importante perché ci sono molte persone che magari bramano, no? Bramano questa persona, poi si rendono conto dopo 6 mesi che era meglio che era un no. È una battuta. Bene, andiamo avanti. Iniziamo con Pupa Giuseppina 220287 Roberto. Se si consoliderà questa situazione. Montiamo il circuito in... Vediamo se Giuseppina e Roberto si consoliderà. Giuseppina, qui la situazione sembra quasi... È un po'... Allora, è un po' turbolenta la cosa e va su no, però vediamo le sibille per Giuseppina e Roberto. Cioè, nel senso, c'è il sentimento, c'è qualcosina, ma se bisogna dirla proprio tutto, alla fine è un no. Adesso vediamo però una cosa in dettaglio con le sibille, vediamo un po' al taglio cosa ci dicono per Giuseppina e Roberto. Allegria e amore. Allora, da questa partenza, da questi presupposti, vediamo che allegria e amore sono fenomenali. Ma andiamo avanti. Stanza, fortuna, domestico, deliranti e allegria. Poi vediamo ancora gran signore, militare, prigione, giovane fanciulla, messaggero. Andiamo bene. Allora, vediamo un po'. Allora, il pendolino subito è partito sfacciatamente a dire qui la situazione è no, però balla male. Invece vediamo le sibille cosa ci dicono, perché è importante capire che anche le sibille giocano nel raggio di 3-6 mesi. Quindi diciamo che l'inizio, questo è il passato, non è passato, diciamo che l'amore, l'unione, insomma, era anche carina, no? Vedi, stanza, fortuna, domestico, era anche servizievole questo signore qua, era anche una persona che si metteva un pochettino, come si dice, non è che si stendeva di come un tappeto rosso, però diciamo che era orientato verso la nostra Giuseppina. Poi vedi deliranti e allegria. Poi sembra quasi che qualcuno l'abbia depistato con questa carta e nel passato, e sembra che a un certo punto sia entrata un'altra figura un po' particolare che generalmente fa uomo e donna, vuol dire che il terzo, il 90%, il 99% è un'altra figura strettamente femminile, quindi vuol dire che l'inizio è stato un fuoco d'artificio importante, poi dopo c'è stato qualcosina che un attimino ha frenato la cosa, no? Ha fatto deragliare, magari questa persona l'ha cercato di condizionare in un determinato modo. Comunque l'inizio sembrava molto promettente. Questo è il passato. Vediamo la riga del presente. Nella riga del presente, questo Roberto, che non so chi sia, perché noi non sappiamo chi sono, cioè io non so chi sia, si comporta da gran signore, sta facendo una retromarcia. Però attenzione Giuseppina, perché qui c'è segreto e prigione. Ascolta bene il vecchietto che sarei io. Il vecchietto ti dice una cosa: quando una persona vuole fare il gran signore, ma c'è il militare che è gran segreto e forza, vuol dire che il militare è una persona che ha dei segreti e usa la forza, e poi c'è prigione. Ma perché c'è prigione? Perché prigione vuol dire blocco, perché in questo momento c'è qualcosa che bolle in pentola. Io qui non lo voglio dire, però c'è la figura il Marietto non lo dice, però c'è la figura di un'altra persona che guarda in modo silenzioso. Quindi lui in questo momento qui fa il grandeur, no? Ma parliamoci chiaro, Giuseppina, segreti e blocco. E questi segreti e blocco c'è una figura femminile che la vedi qui in allegria di cuore, questa terza persona che non si capisce bene. Quindi, occhio,
occhio vispo al grandeur. Andiamo in profondità nel futuro. E nel futuro vedrai che riceverai messaggi, un messaggio, magari una telefonata, e io non lo dico, però le carte lo dicono, che vedi che ci sono delle carte che stanno parlando di una persona malinconica che ha molti dispiaceri. Quindi che cosa vuol dire questo? Che alla tua domanda si consoliderà, nel futuro riceverai molto probabilmente un messaggio importante che ti butterà giù, no? E ti farà, vedi, la persona. Quindi occhio vispo, io non voglio illudere nessuno, dire nessuno, no, però il pendolino in questo caso qui aveva già visto qualche incrinatura di questo signore. Ma andiamo ancora più avanti, 3-6 mesi, no? Qui stiamo adesso nel futuro prossimo. Vedi, c'è denaro, sì, blocco, ladro, quasi qualcuno che ti vuole rubare qualcosa di nascosto, e poi donna maritata, cioè sembra quasi che ci sia quasi in ballo, io non conosco né la Giuseppina né Roberto, ma ci sia quasi un'entrata per dei soldi, per qualcosa di materiale che si vuole in un certo senso prendere, diciamo così, e poi c'è una donna maritata che di solito è il simbolo della sicurezza, no? Della sicurezza, però in questo caso qua sembra quasi che ci sia una figura esterna che giochi contro, perché vedi, denaro, ladro, insomma sono delle carte pesanti che certamente non danno sicurezza che la cosa si consolidi in un modo chiaro e pulito, ma che più che altro sia una cosa dettata da interessi. Non lo dico, però le carte mostrano questo. Il finale com'è? Alla domanda specifica, nei prossimi 6 mesi. Abbiamo una carta pesantissima, no? Che fa capire che si bloccherà qualcosa, e abbiamo anche però delle carte, come si suol dire, che fanno presagire che magari ci sarà un cambiamento, perché vedi, potrebbe essere un viaggio oppure un cambiamento di rotta, perché c'è gran consolazione e fedeltà. Quindi potrebbe essere che passerete un periodo molto, molto particolare in cui tu, in un certo senso, vedrai con gli occhi tuoi chiaramente la figura, no? Che tramite un messaggio, che potrebbe essere anche un messaggio di qualcuno che ti avvisa, guarda che qui il grandeur in un certo senso in questo periodo viene smascherato, ci sono dei blocchi perché c'è sicuramente qualcuna a lato, però al finale c'è un grande gelo, vedi la morte, un grande freno, però c'è un tentativo di recuperare da come si suol dire, questo signore che sicuramente avrà fatto qualche inciampo, e c'è anche il viaggio o il cambiamento, o è un viaggio che voi farete o è proprio un cambiamento di rotta, perché qui tu prenderai, vedi, è una carta tosta questa, qui Giuseppina. Quindi, in sunto cosa si potrebbe dire? Si potrebbe dire che la situazione non è rosa-viola, il pendolino aveva visto già che il futuro con questo signore ci sarà ben poco da stringere, no? E che stai soffrendo o soffrirai per via di un messaggio che molto probabilmente ti dirà qualcuno e che ti farà star male, e ci sarà gelo. Quindi dal mio punto di vista, guardando le carte, direi che devi stare un pochettino attente, guardinga, soprattutto anche il lato finanziario, perché c'è questo blocco sul denaro e questa donna maritata che non si capisce bene cosa vorrebbe dire. Boom. Andiamo oltre, vediamo, quindi stai attenta. Andiamo oltre, vediamo un po'. Rosanna, ciao, volevo sapere quando mi lasceranno in pace e se questa persona se ne va a marzo. Rosanna, però qui capisci che non ho i dati per valutare. È una domanda, cioè quella di Pupa sopra è fatta veramente bene, la tua purtroppo è un pochettino, capisci, non si capisce bene chi sei, cioè si capisce la data, no? Ma questa persona qui non c'è la data di questa persona, neanche il nome, quindi devo purtroppo passare. Vediamo la Cinzia.
Se però Rosanna riesce a scrivermi il nome, magari io riesco poi a rispondere. Scusa, ma è purtroppo così. Vediamo un po' la Cinzia. La Cinzia cosa ci dice? Buonasera Marietto, posso chiederti se Giuseppe si farà risentire da Cinzia? Lui è un ex ma impegnato. Brava Cinzia, scrivi in dettaglio alcune cose che io riesco a agganciare alla scena energetica, perché sennò è come andare nel vuoto. Questa è una bella domanda precisa in cui io posso con le sibille controllare. Lui è del 72, cioè scusa, lui è del 78 e la nostra Cinzia è del 72. Se si rifà sentire, lui è impegnato. Bene, vediamo un po' se questo signore, che si chiama Giuseppe, si rifà sentire. Controlliamo, chiediamo il pendolino. Nel Giuseppino ha l'occhio vispo, guarda, che birichino, sì, ha l'occhio vispo. Cinzia, penso proprio che si fa risentire, però metterei 5 carte, a questa domanda, perché è una domanda che ormai abbiamo capito che si fa risentire. Vediamo un po' però la tua attitudine, perché sai, magari si fa risentire e fa il birichino. Vediamo un po'. 5 carte per la Cinzia, perché è una domanda chiara, pulita, che si fa vedere. Prima il taglio, vediamo come si fa risentire, perché magari... Vediamo un po' per la nostra Cinzia, con Giuseppe si fa risentire come. Allora, le carte direi che sono ottime, artista e vecchia signora, si fa risentire, ma è anche una persona che ha qualità. Ha qualità e molto probabilmente, ai però. Allora, adesso Cinzia, guardami bene, te lo dice il Marietto. Delle carte così il Marietto non le ha mai viste. Allora, si farà sentire come un grandeur, però attenzione Cinzia, che guardiamo bene queste 5 carte. Disgrazia, gelosia, tu sarai speranzosa, il nemico è il vescovo. Allora, queste carte qui sono delle carte terribili. Il Marietto, io non so chi è questo signore, no? Io non so chi è questo personaggio, molto probabilmente devi stare attenta, devi stare un po' attenta perché molto probabilmente si farà sentire come un grandeur, come una persona che ha delle qualità, le ha, te lo garantisce il Marietto che ha delle qualità, sono quelle persone che riescono sempre a cadere in piedi, ma nei tuoi confronti, queste 5 carte, vedi, tu sei qua speranzosa, però vedi, gelosia, disgrazia, il nemico, ci sarà qualcuno che remerà contro, e il grande gelo. E poi gelosia e disgrazia. Quindi sono delle carte 5 su 4 su 5, scusa, Cinzia, ti lasceranno la mare in bocca. Quindi il Marietto ti consiglia di, quando si fa sentire, di essere molto pragmatica, chiara, e mettere subito le carte in tavola, ma non del Marietto, perché queste qui sono veramente terribili. Delle carte in tavola nel senso che devi essere, devi essere un'anguilla, scivolare via e lasciarlo nel suo brodo, perché questa persona ti farà soffrire. Qui lo dico e qui lo nego, però le carte sono queste. Bene, andiamo alla prossima. Lascia stare, Cinzia, lascia stare. Allora, andiamo alla prossima. Rosa. Andiamo alla Rosa. Posso fare una domanda? Ho fatto passare abbastanza tempo. Ma Rosa, cosa sei? Un bot? Nel senso, sapete che ci sono... E certo che puoi fare le domande sera. Il Marietto è una garanzia. Andiamo alla prossima. Maria. Buonasera, vorrei sapere se mia sorella Dora, 5763, essendo in graduatorio per un lavoro, se verrà chiamata e cambierà lavoro. Vediamo la nostra Dora del 5763. Se riuscirà a superare, o meno, se verrà chiamata. Poi che il lavoro poi è importante, vediamo un po'. C'è grandissima tensione, guarda per la
grandissima tensione. Eh. Vedi? È un no, nel senso che, te lo dice il marietto, se anche viene presa, ci sono dei lavori che sono delle mele avvelenate, quindi prega che non la prendano, perché molto probabilmente ci sono io ho già visto gente che ha fatto salti di qualità che poi dopo rimpiangeva, quindi già il pendolino ti dà una mano a capire che anche se vieni presa è un lavoro, tua sorella, è un lavoro molto impegnativo, cioè non porterà un bene alla distanza, quindi se non viene presa è una benedizione. Se viene presa, chiaramente magari qualche euro serve in più, però il pendolino ti dà già un consiglio, lascia perdere. Comunque va bene. Guardiamo come sarebbe quel posto di lavoro se viene presa, perché è importante avere un'idea per Dora, così sai già l'ambiente di lavoro e tutto il resto come potrebbe visualizzare. Vediamo un po'. Sacerdote, vedi cosa ti diceva il marietto? Cosa dice malinconia, sacerdote, freddezza e dispiaceri. Guardiamo un po'. Casa, conversazione, prigione, pensiero. La vecchia signora. Vedi? Non sbaglio il marietto. Vedi, casa sembra una cosa sicura, cioè, parlerai molto, però vedi blocco, problemi, pensieri. Vecchia signora, cioè, capisci? Queste due carte ti fanno capire che, prima di tutto, se verrai presa avrai solo problemi. Solo problemi in quel posto lì. Perché magari sai quelle vele avvelenate che magari sembrano un passo in più perché hai qualche euro in più, ma che poi alla fine ti porteranno pensieri e blocchi. Parlerai molto, ma alla fine, quando si stringe, avrai solamente dei rimpianti. Bene, andiamo alla prossima. Andiamo alla prossima e vediamo Elisa. Elisa, buonasera, avrò maggiore clientela? Brava Elisa, bella domanda. 19,177. Vediamo se l'Elisa avrà maggiore clientela. Vediamo un po'. Mi hai fatto una bella domanda, Elisa. Elisa, sì, ma con riserva, nel senso che dovrai aspettare molto ancora. Alla fine ce la farai. Subito una bella civile per Elisa per vedere che tipologia di futuro sta arrivando per questa clientela. Vediamo un po', 5 carte, così che facciamo più domande, vediamo più domande. Vediamo un po' il periodo pensiero, vedi Elisa? Sei molto pensierosa in questo momento e molto, capisci, scusa, vediamo un po' le carte, vedi? C'è questa luce che non si vede bene. Pensiero e mercante, quindi sei molto pensierosa per il tuo futuro. Vedi, nemica, leggerezza, matrice. Le carte però, le 5 sibille, ci dicono che qualche concorrenza, qualche nemica ce l'hai, anche perché hai fatto delle scelte, tu sei molto speranzosa, però c'è questa nemica che sembra quasi quasi che ti voglia, vedi col pugnaletto, frenare un attimino, però vedi, alla fine la tua fiducia, la tua qualità, la tua costanza, vedi, omaggio prezioso è denaro. Quindi se parliamo di clientela, stai attenta perché c'è qualcuna, è una donna, che sta remando un pochettino contro, però alla fine sì, ce la farai anche bene, ho visto. Sì, non per subito, non è dietro l'angolo, ma sicuramente è nella giusta direzione che sta andando. Bene, un nome impronunciabile, così c'è scritto, in Wonderland. Buonasera a tutti, sono nuova, è una donna perché è nuova. Nuova. Bene, se sei nuova, bene, anche il marietto, un po' un usato sicuro, 58 anni, però anche lui fa ancora la sua bella figura. Andiamo avanti. Marta, 26,390 e Kevin. Torneranno insieme? Bene, bella domanda, Marta. Ripetiamo, Marta, 26,390 e Kevin, giovanissimo poi tra l'altro, perché è il 90 dietro l'angolo, e 12,10,90. Sono ancora pieni di buona volontà questi giorni. Benissimo. E Kevin e Marta si torneranno insieme. Vediamo un po'.
Kevin e Marta, chiediamo il pendolino e si torneranno insieme. Marta, sembra che ci sia qualche bolla in pentola, c'è qualcosa che bolle in pentola, ma poi molto probabilmente è un no. Allora io per la Marta giro 5 carte per vedere se Kevin e Marta alla fine torneranno insieme. Vediamo un po' se ci sono delle belle carte civili che ci vogliono dire qualcosa di positivo oppure che confermano l'analisi del pendolino. Vediamo un po'. Marta e Kevin si torneranno insieme. Vediamo un po'. Domestico e vedovo. Vedi? Sono già delle carte pesanti. Vedovo, c'è poco da dire, e domestico. Quando escono queste due carte insieme sono carte, come si suol dire, pesanti. Però morte, lettera, deliranti, falsità. In Wonderland il Marietto ti spiega queste 5 carte. Prendi la cardiospirina. Allora, guardate un po'. Adesso io la metto sul ridere, ma perché mi piace essere piuttosto elegante, nel senso, però guardiamo un po' queste carte molto importanti. Morte non è che vuol dire che uno muore fisicamente, ma vuol dire il gelo, la rottura, tramite un messaggio. Poi qui vedi deliranti, vedi che sono 3 carte, 4 carte con anche falsità. Vedi? Morte, lettera che vuol dire che ti arriverà un messaggio che ti farà a un certo punto, magari anche consigliato male questo signore. E poi vedi falsità. Quindi hai 4 carte che stanno remando contro. Poi vedi artista. L'artista di solito è una persona che ha qualità, ha estro, ha genio, no? Però è percepito la falsità, deliranti, lettere morte. Più siamo partiti con un'apertura da vedovo a domestico, quindi Marta, anche per te, pragmatismo, se torna lascia stare perché sarà una mela avvelenata e soffrirai molto. Sono 5 carte veramente da cardiospirina. Dario Argento non avrebbe potuto fare un copione più fosco, quindi il consiglio del Marietto che ha 58 anni lascia stare, devi ambire qualcosa di più che ti faccia soffrire di me. Andiamo avanti. Rosa, quando torno a casa da mio figlio, quindi Rosa, voglio dire, non ho il circuito per definirlo, perché chiaramente su una live c'è solo sì e no. C'è solo sì e no e non c'è sui giorni in mese. Quindi Rosa è una domanda un pochettino che non riesco a capire, cioè non posso riuscirti a dare una data precisa. Andiamo avanti. Roberta, vorrei gentilmente sapere se io 1,165 avrò un po' di serenità con Rosario 14,360. Vediamo un po' se Roberta avrà un po' di serenità con Rosario. Vediamo un po'. Insomma. Roberta, dovrei lottare. Alla fine sì, Roberta, sì, sì. Roberta, facciamo una bella stesa per la Roberta. Roberta, dovrei lottare ancora un po', però il pendolino ha detto di sì. Quindi adesso faccio una bella stesa lunga, vediamo un po' come può andare questa situazione, perché vedo che c'è del lavoro dietro di cuci, ricuci, queste cose qua. Bene, quindi vediamo bene, Roberta e Rosario del 60 e tu del 65. Vediamo un po' la nostra Roberta come andrà con Rosario in futuro. Roberta e Rosario, per il futuro ci sarà un po' di pace. Vedi, dottore e ladro, qui è una situazione dura perché ci sono dei freni, qualcuno che lavora dietro di nascosto e poi c'è qualcuno che cerca di ricucire,
non si capisce bene, qui già la partenza è molto impegnativa. Poi conversazione, vedovo, ammalato, fedeltà e sospiri. Questo passato, omaggi preziosi, fortuna, perché signora. Dai, cara, sì, ho visto giusto pendolino. Solo. Roberta, adesso te le spiego bene, così che... Allora, nel passato, effettivamente, vedi, avete parlato molto, poi freddezza, grandi delusioni con tentativo di guarigione, e diciamo che, tu sei qua, sospiri, diciamo che nel passato hai avuto dei momenti importanti, tesi, pesanti, insomma dei momenti in cui si vede che hai sofferto, sembrava quasi una chiusura. Però adagio, vedi, tu sei sempre, in un certo senso, fedeltà e sospiri danno sempre speranza, danno in un certo senso la possibilità di riaprire una porta. E infatti adesso, in futuro prossimo adesso, sei premiata, perché vedi con Rosario c'è omaggi preziosi di fortuna, questa è la carta del presente, vecchie signore Costanza, quindi diciamo che sei premiata, sarai premiata perché questa è tutta una linea che va nella giusta direzione per ricucire con Rosario. E poi calma, perché hai ancora del futuro che è positivo, perché vedi, giovane fanciulla, quindi molto movimento, non so se avete una figlia o qualcosa insieme o un'amicizia giovane che vi aiuterà, perché vedi alla domanda se vi ricucirete c'è l'Imeneo. L'Imeneo è la più bella carta per i fidanzati perché vuol dire unione, un contratto che va verso qualcosa di positivo e poi qualcosa di studiato veramente con un sacerdote, cioè sembra quasi questa fila che si voglia consolidare qualcosa. Questo per i prossimi 3 mesi. Poi per il futuro vediamo che Rosario avrà ancora dei segreti, però verso di te si comporterà da grandeo, cioè veramente ti porterà rispetto, però devi sempre stare attenta. La casa chiaramente sta a indicare la vostra unione, sta a indicare che questo passaggio qui è molto importante perché lui terrà dei piccoli segreti, ma sarà anche, vuol dire che è una persona forte, in un certo senso, e in un certo senso qui, sostenuto da Imeneo, parla praticamente di qualcosa che si sta consolidando. Se tu pensi che sei partito con un passato veramente che devi aver sofferto, diciamo che il futuro, come ha visto anche il pendolino, è molto più morbido, è molto più tranquillo. Il finale, un finalone, amore, leggerezza, superbia e amatrice. La superbia vicino a matrice amplifica la matrice, vuol dire che è sempre una carta positiva. E qui hai praticamente 3-4 carte positive che stanno a indicare alla domanda se andrà tutto bene, amore, amatrice con superbia. Ti posso dire che le sibille, non io, non il Marietto Veneziano, io non dico niente, ma le sibille danno ragione al pendolino, e cioè che tu e Rosario avrai un po' di serenità, sì. Avrai della serenità e sicuramente passerete anche dei bei periodi tranquilli, senza troppe rotture di quel che è. Bene, andiamo avanti, facciamo l'ultima perché sono le 9:05 e quindi vi ricordo che domani mattina alle 10 nei migliori gruppi di Laura Sciofini, di Paola Cherilli e di anche altre persone che ci ospitano, c'è anche un bellissimo gruppo con più di 11.000 iscritti che adesso mi dimentico, i moderatori che ci lasciano sempre postare i nostri fantastici link dove potete poi fare le domande. Ecco, ci potete trovare anche lì nei migliori social. Andiamo avanti, quindi Roberta tranquilla che fra pochi mesi vedrai veramente un miglioramento. Sally, l'ultima, Sally è l'ultima. Buonasera, chiedo se ci sono negatività e se le cose miglioreranno. Federica 28.9.90. Cioè la Federica, se ho capito bene, chiede se ha delle negatività, se qualcuno vi ha fatto magari qualche lavoro occulto e quelle cose lì, se ho capito bene. Quindi
Mi voglio rispondere a Wonderland. Wonderland, non è che conosco la situazione, però ho visto le sibille che mi hanno detto queste cose, no? Sono le sibille che hanno detto queste cose, io le interpreto così, poi magari, capisci? Però Wonderland stai un pochettino sulle tue, perché non è tutto oro sempre quello che dice. Bene, quindi ritorniamo a noi, torniamo su alla domanda che ci ha fatto questa persona, la Sally, sia negatività. Vediamo un po'. E vi ricordo chi non riesce a fare le domande adesso può fare domani mattina alle 10 nella live splash del vostro marito. Se della negatività addosso, che potrebbe essere una fattura, roba del genere. Ma negatività non ne vedo tante, però è lì, qualcosina, magari qualche invidia di collega o amico. Vediamo un po'. Sì, qualcosina c'è, ma non è una cosa pericolosa, anzi, qualcosina, Servi, c'è qualcosina che vuole in pentola. Adesso vediamo un po' questa negatività, da cosa può essere data. Effettivamente ci sono tanti casi. Domestico e militare, effettivamente nel militare c'è qualcosa di nascosto, probabilmente è qualche tipo che magari ha fatto qualcosina di nascosto, vedi? Militare sono carte pesanti, il militare sta sempre a indicare forza, anche intelligenza, ma anche cose nascoste e segreti, quindi alla domanda se c'è negatività, che può essere anche un'operazione magica, ma anche un pensiero negativo o una casa in cui si abita che ci sono delle energie nefaste, ecco, queste cose qui chiaramente inficiano. Bene, vediamo le 5 carte per la nostra Sally. Bambino, dottore, stanza, diciamo che è proprio una negatività blanda. Se c'è proprio una negatività, diciamo che con una pulizia si può gestire, si può pulire, perché vedi, bambino, dottore, quindi è tutto in via di miglioramento, quindi non è una cosa che in un certo senso adesso, con i dati che abbiamo, Federica, devi temere, però è chiaro che non è leggera, è lì che vuole in pentola, ma sicuramente riuscirà a risolvere questo problema. È una cosa transitoria e vedi, con un bambino dottore verrai in un certo senso aiutata a superare questo periodo e alla fine porterà anche del benessere finanziario a questo periodo qui. Quindi non buttiamo benzina sul fuoco. Bene, cari amici, vi saluto, abbiamo raggiunto le 9:10, ho risposto un pochettino così, un po' veloce a tutti, così da fare contenti tutti. Vi ricordo che chi in un certo senso volesse prendere 50 euro il nostro ebook speciale di edizione di Radionica Magica può andare già nel sito del Capitano e già preordinarlo, sono 50 euro, verrà fatto e praticamente elaborato nei prossimi 15-20 giorni e verrà spedito chiaramente a chi lo acquista. Ci sono 10-12 circuiti importantissimi e altre specifiche speciali per chi lo acquista. Bene, questo è il prossimo ebook speciale che troverete nello shop del capitano.altervisto.org. E per quanto riguarda noi, invece, vi invito domani mattina alle ore 10, no? Nel canale del Marietto Veneziano, nel canale di Garda YouTube, il canale Marietto Veneziano, sempre, e nel diario Marietto Veneziano, per le sibille gratuite. Quindi noi faremo lunedì e giovedì. Stamattina ho fatto un test per vedere se c'era il bisogno c'è, ci sono state alcune persone che hanno già fatto le domande e domani mattina io vi aspetto tutti, per chi vorrà fare queste domande, faremo 5 carte veloci e un pendolino per velocizzare e fare più domande possibili e risolvere casi il più possibile, cioè dare più possibilità a persone di fare domande. Però vi ricordo, la domanda deve essere nome, data di nascita e poi, cioè se mi chiedete il giorno in cui uno
non ho i circuiti proprio perché è una, come si dice, è una live veloce, no? Cioè non è che come in un consulto uno con un'ora o 45 minuti con 20 euro può stare lì e chiedermi 10.000 cose. È un sì e un no e poi con le sibille si vede più o meno dove si va a parare. Bene cari amici, grazie di avermi seguito anche stasera. Questo è il numero di Legado se volete consulenza, 20 euro, 45 minuti, e ci troviamo domani mattina alle 10, stesso canale, stesso Marietto. Grazie a tutti.